Dino Baggio per Roblox e benvenuti al Palamazzalovo di Montebelluna, dove la squadra di casa sta attraversando forse il momento più difficile dell'inizio stagione. Sponda Montello invece l'opportunità per andare primi in classifica per una settimana a causa del riposo dell'Arzignano. Coppe può andare a puntare, parte Bertoni sulla destra, Coppe poi fa una finta, passa così su Fraccaro, Coppe Bertoni, palo incredibile, con il lancio c'è Taca, arriva dall'altra parte Coppe, Taca però va da solo, Taca si accentra, non lo tiene Fraccaro, Coppe, perfetto! Il passaggio di Coppe per il numero 7, Jordi Nicolati, deve solo appoggiare in porta il classe 2001. Reddino Erragi, esce Leandrigno, Erragi vuole l'1-2 con Garbuio che si chiude, Erragi col sinistro vicino. Zandonà, Fornasier scucchiaia ma non ci sono maglie granate, quindi Nicoli fa ripartire l'azione con Leandrigno, c'è anche Panziera in mezzo, Leandrigno scalciato, Leandrigno con l'esterno, il numero 10 del Montello trova il gol del 2-0. C'è Panziera dall'altra parte. L'appoggio Nicolati, cercato Panziera, se lo perde Zandonà e Panziera è rapidissimo ad inserirsi lì. La palla di Leandrigno è sempre perfetta. Gol che ha aperto le danze a Palamazzalovo, brucia così Tedesco, brucia anche Fraccaro, Nicolati dentro da Schiavon che si gira, Bresolini sul... C'è Fraccaro vicino a lui che gli lascia spazio per andare al centro da solo, Erragi, poi c'è Garbuio che restituisce al 10, Erragi, Garbuio! Che parata dei difensori, letteralmente creano un muro e questa è da incorniciare in una card, un salvataggio così da rivivere attraverso gli highlights di Roblox che trovate come sempre in descrizione. Palla alta, difficile perché c'è la pressione di Nicoli, ma Tedesco è comunque bravo a trovare Erragi che poi evita l'intervento di Taca. Erragi se ne va al 10, Erragi, il cross di Erragi, trova la deviazione che beffa così Robazza sul primo palo, accorcia la marca, fa 1-3. Tedesco, c'è Erragi che si smarca e la vuole centralmente, Erragi costretto a tornare dietro da Tedesco che va con il piatto, Robazza si salva in due tempi. Zandonà può andare all'appoggio ma trova solo Coppe che accelera, Coppe sgasa sulla destra, Coppe va via, li brucia tutti, Coppe dentro, il tocco di Leandrigno morbido. Prolunga questo pallone, gli va incontro, Leandrigno riesce comunque ad evitare la pressione di Fornasier, Leandrigno insidioso, Zandonà. Nicolati di fronte a lui, gli chiude un po' l'angolo di passaggio, quindi Leandrigno dopo lo stop con il petto la mette giù, va a puntare, invece il pallone è perfetto per Nicolati, che palla di Leandrigno, e Nicolati ha tutto il tempo per controllare, scaraventare in porta. Taca, ha spazio il 9 in maglia bianca del Montello, una finta di tiro per il destro di Coppe a cercare Leandrigno, ancora attacca Leandrigno, il palo sul destro di Leandrigno, c'era Bresolini, Panziera il calcio d'angolo, lontano, ma è rimessa, quindi va dietro da Coppe, il controllo del 19 che batte così Bresolin, grandissimo destro di Francesco Coppe che tiene a mezza altezza questo pallone, esce Panziera e entra Taca, Robazza a servire proprio il 9 che poi si accentra al tunnel che trova Nicolati, il passaggio Nicolati su cui ci arriva Nicoli che incrocia così e il Montello dilaga, fa 6-1, Coppe può andare lungo e lo fa, Leandrigno, stop, controllo di Leandrigno, poi si gira col mancino, Leandrigno riesce a tenere questo pallone sulla pressione di Fornasier, ancora Leandrigno, il tocco per il numero 24, Riccardo Fantini, il gol del classe 2006, tanti giocatori a segno oggi per il Montello. Robazza osserva i movimenti dei suoi compagni più lontani, uno di questi è proprio Leandrigno che fa un grandissimo numero, magia di Leandrigno, Robazza ancora con il lancio lungo a cercare di sorprendere la marca con Leandrigno, lo aspetta Bottega, Leandrigno la finta, Leandrigno a spazio, missile che si stampa sulla traversa di Erragi, c'è Bottega in appoggio, si muovono Garbuio e Zandonà, riceve il 17, Garbuio ancora da Erragi che carica il destro che diventa un assist per il numero 8 Andrea Bottega, priorità del Montello, è scoperta la marca, Nicolati per Taca ancora, Taca mette a sedere il portiere e appoggia comodamente in porta, il gol dell'8-2 è aggiunto anche lui al tabellino marcatori. Umana tenta un passaggio dove non c'è spazio, c'è invece Nicoli che gliela porta via, velocissimo Nicoli, c'è solo Tedesco rimasto dietro, la palla fuori per il numero 26 Roberto Schiavon che trova la soddisfazione del gol, il classe 2007, protegge la palla, Zandonà fa girare Tedesco, c'è Taca di fronte a lui, trova un bellissimo passante per Garbuio che è bravo a controllare e insaccare sull'angolino lontano della porta difesa da Daniele Zoppas. Tedesco d'esterno da Erragi, Erragi attende il momento giusto, Erragi va sul sinistro, velenoso
Squadre che attendono solo la fine del match, con Rossi che va a rinviare, passa e domina ampiamente il Montello al Palamazzalovo. Finisce in goleada per Robazza e compagni, da sottolineare gli 8 marcatori su 9 gol fatti, a dimostrazione dell'ampia qualità della rosa di Mister Donisi.